Raffadali dovrà avere un futuro migliore di quello che ha avuto certamente, perché l'uomo è un essere perfettibile e deve tendere a fare cosa? A perfezionarsi. Non dobbiamo però dimenticare che non possiamo mai essere perfetti, perché nel momento in cui siamo perfetti non c'è più da migliorare. L'auspicio mio quindi è quello di impegnarmi per Raffadali, dire la mia assieme agli altri giovani e meno giovani per continuare questo percorso di miglioramento di Raffadali. Sono propositiva e voglio essere propositiva. Sono sicura che, come siamo riusciti in questi 5 anni a non andare in dissesto finanziario grazie alle capacità, come siamo riusciti a portare finanziamenti, come siamo riusciti a mantenere questo comune vivo con le varie attività, manifestazioni, un paese vivo nel nostro circondario, perché a Bocchino tutti conosciamo il paese e come gira, come abbiamo visto che siamo riusciti, abbiamo puntato sulla differenziata e il nostro paese è stato un fiore all'occhiello, vogliamo essere pionieri anche di tanti altri progetti. Raffadali storicamente è stato una città dove c'è stata molta politica da sempre. Oggi noi mettiamo in campo una squadra giovane, una squadra nuova, una squadra che ci auguriamo possa essere, possa rappresentare la futura amministrazione di questa splendida cittadina e che possa mettere in campo le migliori risorse. Noi abbiamo 2/3 della squadra composta da persone che non è mai stata in consiglio comunale, che non ha avuto mai un'esperienza amministrativa, ma che si è formata negli anni, che ha studiato e che oggi vuole portare in questo territorio le risorse, le idee, le proposte per migliorare la nostra realtà raffadalese. Il mio auspicio è sicuramente quello di creare delle condizioni di opportunità e di sviluppo per l'intera comunità. Un piccolo comune non può creare nuovi posti di lavoro, non può creare opportunità come se fosse uno Stato, però possono crearsi delle attività di sviluppo e di sostegno alle piccole e medie imprese, attività di valorizzazione nel settore agricolo, del settore che può caratterizzare una piccola realtà come quella raffadalese, e fare diventare volano di sviluppo per chi vuole rimanere qua e vuole investire in questo territorio. È stata una campagna elettorale strana, è durata intanto poco perché è stata una campagna elettorale dove c'è stato anche poco contatto tra la gente. Abbiamo avuto 2 settimane effettive di campagna elettorale con la paura di quello che è successo, però è stata una campagna elettorale che ci ha dato l'opportunità di spiegare quello che effettivamente può essere un'idea di paese che noi vogliamo costruire, non sulle disgrazie, su quello che è successo nei mesi precedenti, ma cercando di fare credere alla gente che c'è la possibilità di rimanere in questa terra, di investire in questa terra e di dare un volto nuovo a questa amministrazione comunale che comunque dopo 20 anni di amministrazione di un unico colore politico può realmente cambiare. A mio avviso la politica ha bisogno delle donne, della leadership femminile che si sostanzia in un approccio alla politica che ci mostra più ugualitarie, più democratiche, più vicine al sociale, più attente all'ambiente e alla famiglia, e sicuramente non è un valore aggiunto da sottovalutare, considerato la politica e il decadimento della stessa. E siamo qua perché vogliamo essere non una quota rosa, bensì una parte attiva dell'amministrazione della nostra città. Raffadali sicuramente merita un'attenzione particolare sia dal punto di vista delle donne, perché a mio avviso in questo momento non abbiamo uno spazio, non abbiamo una visibilità tale che ci permette di portare le nostre competenze nelle amministrazioni come vorremmo. Per i giovani è un argomento un po' troppo vasto, un po' troppo delicato, considerato le devianze, l'alcolismo che è molto radicato tra i giovanissimi, quindi sarà sicuramente un argomento e un settore da attenzionare in maniera più particolare, perché i giovani sono il nostro futuro e sono i nostri figli.